Amici, ci troviamo ad Udine in Piazza Libertà. Quella che state vedendo è la Torre dell'Orologio, costruita da Giovanni da Udine nel 1527. La torre sovrasta il tempietto e la loggia di San Giovanni, risalenti al 1533. Alla sommità della Torre dell'Orologio si trovano i due mori che scandiscono il passare delle ore. Risalgono al 1850. Piazza Libertà è stata definita la più bella piazza in stile veneziano sulla terraferma. Nel Medioevo si chiamava Piazza del Vino, poi nel 1350 Piazza del Comune e nel 1500 Piazza Contarena. Di fronte è situata la Loggia del Lionello. Tale edificio prende il nome da colui che ultimò la struttura, ovvero Niccolò Lionello. Piazza Libertà conserva molti monumenti, due alte colonne, quella in primo piano con la Statua della Giustizia del 1614 e quella con il Leone Marciano del 1883. La Loggia del Lionello, in stile gotico-veneziano, è uno degli edifici più eleganti di Udine, grazie anche al rivestimento marmoreo rosa e bianco. È composta da due piani. Quello inferiore è caratterizzato da 10 arcate, quello superiore da una balconata centrale con pentafora posta tra due trifore. Lo stile della loggia è quello gotico-veneziano. L'idea di costruire tale edificio risale al gennaio del 1441. In quel periodo tutte le grandi città avevano un edificio importante che le caratterizzava. Udine invece ne era sprovvista. I lavori cominciarono nel 1448 e nel corso degli anni furono interrotti e ripresi più volte. Si conclusero nel 1878. Al suo interno vi sono alcune opere pittoriche, affreschi, busti e raffigurazioni allegoriche ed anche il termometro a spire bimetalliche di Arturo Malignani, con il contenitore per gli strumenti meteorologici in ferro battuto di Alberto Calligaris. Questo è il monumento alla pace di Piazza Libertà, che assieme alla fontana del Carrara di epoca rinascimentale, posta dalla parte opposta della piazza, alle statue seicentesche di Ercole e Caco, completano l'elenco dei monumenti qui presenti. Questa è Piazza Giacomo Matteotti, forse più nota semplicemente come Piazza San Giacomo. Nel Medioevo era chiamata Piazza del Mercato Nuovo. Progettata da Giovanni da Udine, fu realizzata dal maestro Cipriano nel 1543. Oltre ad una fontana è presente anche una colonna al cui culmine spicca la statua della Vergine Maria con bambino, risalente al 1487. Sulla piazza si affaccia la chiesa progettata da Bernardino da Morocote, dedicata a San Giacomo Apostolo, fondata nel 1378, anche se la facciata, realizzata in pietra d'Istria, ha stile cinquecentesco. Accanto si trova edificata la Cappella delle Anime, risalente al 1650. Palazzo Daronco, progettato dall'architetto Raimondo Daronco nel 1888, è la sede del comune. Dopo un secondo progetto nel 1909, i lavori cominciarono nel 1911 e terminarono nel 1925. È un tipico esempio di architettura in stile Liberty. All'esterno si ammirano ampi colonnati a volta e muri in pietra d'Istria. Sono presenti 17 statue alte 2,5 metri, che rappresentano i vari mestieri. Il mio viaggio a Udine è stato breve. Ovviamente spero di tornarci presto perché ho voglia di scoprire altra storia ed altre meraviglie di questa città. Udine, Lucoral è stato qui. Un saluto da Udine da Lucoral.